Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. A nota di servizio saremo collegati alle 12:30 con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove il presidente Luca Zaia farà il punto della situazione legata all'emergenza coronavirus. Emergenza che, lo abbiamo visto anche nel fine settimana, comincia davvero ad andare in una direzione ben precisa. Sono sempre meno i ricoveri e i contagi, sono sempre di più i vaccini che vengono fatti. Poi vediamo insieme fra un po' i dati aggiornati alla mezzanotte o comunque quelli di ieri, per capire davvero queste tabelle, questi dati dove ci stanno portando. Abbiamo visto un Veneto che ieri ha decisamente scelto di mettere il naso fuori dalla porta, invadendo città d'arte, l'altopiano di 7 comuni come Bassano del Grappa sono due esempi, ma in generale tanta gente ovunque, tanta gente comunque anche a Padova, dove c'è stata la festa del Santo, 13 giugno, festa di Sant'Antonio. Noi c'eravamo con le nostre telecamere, i nostri giornalisti, una giornata interamente dedicata al Santo, dalle 5:30 del mattino fino a sera inoltrata. Una forza in campo davvero importantissime per il gruppo Media Nord-Est. Ne è valsa la pena, perché i risultati, soprattutto dal punto di vista dei contatti, delle persone che ci hanno chiamato, che ci hanno ringraziato, delle mail, dei messaggi che sono arrivati, sono stati davvero tantissimi e hanno confermato ancora una volta, da una parte, l'affetto che il mondo prova per Sant'Antonio, dall'altra insomma che le dirette di Rete Veneta del gruppo Media Nord-Est portano in casa di voi telespettatori, di tantissime persone, quello che succede in Veneto. Allora, noi avevamo iniziato a parlare del Santo, perché dovrebbe esserci ora in avvio di telegiornale un collegamento con Padova, con Valentina Visentin, che ieri era proprio sul campo per raccontarci quello che è successo. Dovrebbe arrivare la nostra collega fra qualche istante. Nel frattempo vi ricordiamo che sì, la tredicina di Sant'Antonio è finita per oggi, faremo un po' il punto della situazione, ma che domenica 20 giugno c'è un'altra giornata molto importante che vi racconteremo, poi vi annunceremo nel corso di questa settimana, con una festa, se non è come quella di ieri, poco ci manca per durata, per impegni. Diciamo che c'è una delle reliquie del Santo che viene riportata nella sua sede originale. Noi ci saremo, seguiremo per mare, per fiume. Vi lasciamo un po' in sospeso con tutto questo per potervelo raccontare meglio, sempre in attesa della collega Valentina Visentin per il punto su questa giornata del Santo. Vediamo se abbiamo anche già qualche immagine della giornata di ieri, altrimenti ne parliamo con la collega e in realtà le immagini le vediamo fra un po'. C'è qualche piccolo ritardo nello Skype. Allora vi ricordiamo poi 12:30 Luca Zaia in conferenza stampa. È ancora in ballo un po' il tema AstraZeneca, che vi abbiamo annunciato con un'intervista in esclusiva sabato con l'assessore Manuela Lanzarin, poi ribadito anche dal governatore Luca Zaia. Vi ricorderete, AstraZeneca solo agli over 60, e questo succedeva già in Veneto per scelta della sanità regionale che quindi ha anticipato le scelte del resto d'Italia ancora una volta. Il richiamo di chi, pur non essendo un over 60, ha fatto AstraZeneca prima, perché magari qualcuno può averlo fatto, può esserci qualcosa, verrà fatto con altri tipi di vaccino. Quindi anche qui, come è andata in questi giorni, ce lo dirà il governatore, se ci sono stati problemi. Il rischio, il timore da parte delle autorità è che rimangano in magazzino dosi importanti di AstraZeneca. Sappiamo che il generale Figliuolo la settimana scorsa aveva annunciato l'arrivo addirittura di 18 milioni di dosi che, vista la situazione, rischiano davvero di restare in magazzino. Potrebbero servire per la terza dose, non si sa. Lo stesso assessore Lanzarin ci diceva che sul tema terza dose è ancora tutto molto in sospeso, quindi non abbiamo la minima conoscenza di quello che succederà. Sappiamo che le regioni stanno trattando in modo molto approfondito con lo Stato proprio su questo delicatissimo argomento. Allora, vediamo dal nostro monitor di servizio che
Non abbiamo possibilità in questo momento di parlare con Valentina Visentin, quindi andiamo con un servizio, rimaniamo a Padova giustamente, con un servizio preparato dalla nostra redazione padovana che parla di street artist a un'università, un graffito di 50 metri sulla parete di un edificio. Ok, bonjour à tous, moi c'est Neuron, je suis ici en train de réaliser un mur de environ 750 mètres carrés pour l'université. Nome d'arte Nerone, originario di Bordeaux e residente a Londra, esporta la sua arte internazionale, al momento tra i protagonisti della Biennale della Street Art, cui partecipa il Polo Universitario Padovano, ospitando 2 opere. Ci risponde da una location insolita, a qualche metro da terra, mostrandoci la sua tela, la facciata dell'edificio di psicologia di Via Venezia. 50 metri di murales. Non è tra i più grandi che abbia realizzato, ci spiega con disinvoltura mentre si destreggia tra le bombolette nel suo cestello. Rappresenta una rinascita floreale, in linea con il suo stile ispirato ai fiori colorati e alla vivacità della natura. Fiori che questa volta prendono spunto dall'Orto Botanico di Padova e dalla sua bellezza universale. All'Université de Botanique de Padoue, voilà, j'ai commencé avant-hier. Ha iniziato da 2 giorni, destando la curiosità dei passanti che scattano foto e osservano a bocca aperta la meraviglia artistica che prende forma. Serviranno almeno 2 settimane e i fiori abbelliranno lo spazio urbano e diventeranno così, ovviamente con le dovute proporzioni. Vedremo poi alla fine di questo lavoro, la nostra redazione tornerà per darci un'immagine giustamente finale di questa street art ormai portata a termine. Sempre per parlare di Padova, c'è stata ieri la partita, la gara 1 possiamo chiamarla, della finale dei playoff allo stadio Uganeo. Nel giorno del Santo si è svolta la partita fra Padova e Alessandria, partita che è finita in perfetta parità 0-0. Più pericoloso il Padova, ci dicono i colleghi che hanno seguito la partita. Nel secondo tempo i biancoscudati hanno preso anche una traversa, però non si è andati oltre il pari a reti inviolate. Gara decisiva, quindi il ritorno della finale per decidere chi andrà in Serie B sarà giovedì 17 giugno alle 18 allo stadio di Alessandria. Naturalmente tutto il Veneto fa il tifo per il Padova, che merita per storia e tradizione la Serie B, insomma. Ecco, allora siamo riusciti a collegarci con Valentina Visentin, però oggi proprio gli Skype hanno voglia di tirarci brutti scherzi, perché questo collegamento si è un po' impallato. Sarebbe Valentina Visentin ieri ha seguito per la nostra emittente le celebrazioni del Santo, è stata una dei giornalisti impegnati sul campo, interviste dirette, insomma, come vi abbiamo detto prima, una forza in campo davvero importantissime. E vediamo se Valentina riesce a farci un breve riassunto, perché ormai la pubblicità incombe, abbiamo davvero un poco più di un minuto, di come è andata la giornata di ieri, non solo dal punto di vista giornalistico ma anche personale. È stata come sempre, come ogni niente, niente, purtroppo avvertiamo anche la collega, oggi Skype va così, quindi noi andiamo avanti con il nostro telegiornale, vediamo poi di recuperare il collegamento con Valentina Visentin. Quindi con la regia di Fabio Verin possiamo anche fare il primo break pubblicitario, così ci riorganizziamo un po' per la seconda parte. Dovremmo riuscire a parlare anche con l'altopiano di 7 comuni, ieri preso d'assalto da un numero impressionante di persone. Quindi pubblicità, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Allora, dicevamo, ieri e sabato naturalmente un weekend spettacolare su tutto il Veneto, ieri soprattutto giornata decisamente estiva, temperature altissime, tanta voglia di
uscire di casa, spiagge prese d'assalto, località turistiche prese d'assalto, altopiano di 7 comuni ci hanno detto preso d'assalto anche questo da tantissime persone. Per noi in questo momento in centro ad Asiago ci sono Alex Giuliano e Federico Cibotto che ci raccontano invece la quotidianità di oggi, di un lunedì mattina d'estate in centro ad Asiago. Buongiorno Alex. Buongiorno Ferdinando, buongiorno ai nostri telespettatori. Dici bene, quello che ci siamo lasciati alle spalle è stato un weekend che ha visto l'altopiano preso d'assalto. I commercianti, baristi, albergatori lo hanno definito un weekend promettente. Promettente perché insomma non si è registrato il tutto esaurito, il pienone classico a cui l'altopiano ci ha abituato in questo periodo negli ultimi anni, però tanti turisti, soprattutto turisti locali, le seconde case si stanno ripopolando e ieri, proprio da una breve chiacchierata che abbiamo fatto con alcuni baristi, con alcuni albergatori stamattina, si registra finalmente un'impennata incoraggiante che riguarda la presenza di turisti stranieri in altopiano. Pensate che proprio poco fa, prima di entrare in diretta, abbiamo incrociato una famiglia di turisti olandesi che erano visibilmente contenti, non solo del fatto che il meteo stia regalando delle giornate meravigliose qui in altopiano, non solo delle bellezze che ci regala la montagna, ma come potete ben immaginare anche del risultato calcistico, insomma, dell'Olanda ieri sera agli europei, quindi erano molto contenti, diciamo, sotto tutti i punti di vista. Molto bene Alex, che aria tira oggi da quelle parti? Perché ieri ci hanno parlato di una giornata decisamente estiva in altopiano, oggi anche sulle webcam che possiamo vedere, insomma, c'è un po' di nuvolaglia diffusa, però da come se ne va in giro la gente, insomma, sembra una giornata abbastanza calda. Te lo confermo, ci sono un po' di nuvole, le temperature però sono assolutamente gradevoli, c'è una leggera brezza, però ecco, rende ancora più bello e più piacevole passeggiare qui in altopiano. Come potete vedere alle mie spalle ci sono turisti, c'è gente, insomma, i bar, i plateati sono sicuramente ospitano, insomma, turisti, persone locali, persone che, come vi dicevo, hanno iniziato a ripopolare le seconde case, e ti segnalo anche la ripartenza degli sport di montagna. Abbiamo incrociato tantissimi ciclisti, tantissimi che praticano e che praticavano Nordic Walking, quindi insomma sono segnali incoraggianti di ripresa per l'altopiano e tutti noi sappiamo quanto questa zona ne abbia bisogno. Allora Alex, noi sappiamo che fra poco ci sarà un evento di cui parleremo questa sera nel telegiornale, ovvero la consegna delle chiavi di una struttura molto importante di cui però parleremo appunto oggi, parliamo di Campomulo, una struttura importantissima sia d'estate che d'inverno. Ci sarà la consegna delle chiavi al nuovo gestore da parte del comune, e quindi il comune di Gaglio, che tra l'altro sta mettendo a posto la strada per le melette per Campomulo, quindi si apre anche un immenso spazio che le persone che amano l'aria aperta, il turismo, lo sport in montagna conoscono molto bene, zona anche di Malghe, quindi l'altopiano sempre più pronto a rispondere alle esigenze dei turisti. Allora, ringraziamo Alex Giuliano e Federico Cibotto per questo collegamento dal centro di Asiago. Vediamo un po' di gente dietro, effettivamente si muove, un po' di movimento c'è. Ricordiamo solo qualche mese fa, ricordiamo un altopiano tristemente deserto in molte situazioni legate proprio al lockdown, all'emergenza coronavirus. L'anno scorso è stato un boom estivo, quest'anno dovrebbe essere l'anno della rinascita, noi lo racconteremo come sempre. Grazie, buon lavoro. Buon lavoro a voi, grazie. Torniamo in studio. Allora, avete sentito dall'altopiano dei 7 comuni un certo movimento. Oggi naturalmente giornata un po' più tranquilla, come è giusto che sia un lunedì mattina. Ieri invece tantissima gente ovunque, ci hanno segnalato anche un Bassano del Grappa in grandissimo spolvero. Allora, noi siamo pronti per fare la seconda pausa pubblicitaria, poi però fra 10 minuti arriva la conferenza stampa del governatore Luca Zaia, tantissimi i temi all'ordine del giorno, la riapertura,
le riaperture, la possibilità di Green Pass anche per il turismo, c'è da capire che cosa succederà con questa famosa carta verde che insomma ci sono informazioni anche contrastanti, AstraZeneca, vaccini, emergenza coronavirus, tantissime cose di cui parlare, quindi state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Noi siamo già collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove inizierà fra pochi minuti la conferenza stampa del governatore Luca Zaia. Dicevamo, fra il boom di visitatori del fine settimana, che sappiamo in alcune città ha creato anche qualche polemica, città in cui magari è in corso qualche manifestazione dove c'è un po' di musica, discoteche, locali da ballo dicono noi no e là si può fare, vorremmo capire perché, quindi anche polemiche, come comprensibile che sia in questo momento di grande difficoltà soprattutto economica per tante attività, vaccini, situazione dell'emergenza coronavirus, AstraZeneca, come abbiamo detto prima, tante cose di cui parlare col governatore che sarà collegato con noi fra pochissimo. Noi prima di andare a Marghera però vediamo alcune immagini che ci arrivano dall'altopiano di 7 comuni, in questo caso siamo sulla strada che porta in Trentino, che porta al passo Vezena, e c'è stato un incidente, un pauroso incidente, un camion carico di legname, come potete vedere si è ribaltato su un fianco perché l'autista si è trovato un cervo in mezzo alla carreggiata e ha sterzato improvvisamente per non investire l'animale. Il carico pesantissimo, vediamo legname probabilmente proveniente dagli schianti di Vaia, di qualche zona, si è ribaltato, il carico si è sparso sulla scarpata. Non ci sono feriti gravi, il conducente del veicolo è uscito con le sue gambe dalla cabina e non immaginiamo però, se fosse stato un orario un po' più complicato dal punto di vista della viabilità, cosa sarebbe successo. È successo oggi all'alba, poi vi raccontiamo tutto nel TG di questa sera. Viste le immagini dell'incidente, vediamo invece le immagini della campagna vaccinale del Veneto. Eccola qui. Allora, premessa doverosa, oggi è il 14, questi sono dati che si riferiscono al 12 perché i dati del 13 li darà Luca Zaia in diretta fra pochissimo. Possiamo però dire che in Veneto sono 3.347.163 le persone che hanno avuto il vaccino, 47.771 le dosi somministrate nella giornata di sabato, importantissimo perché ci avviciniamo al record delle 50.000 unità. Prime dosi sono 37.100 nella sola giornata del 12, con 2.273.000 veneti che hanno avuto la prima dose, 1.074.000 veneti hanno avuto la seconda. Forse un po' poche questo dato dei 10.000 rispetto a quello dei giorni precedenti. 91,3% dosi somministrate su dosi fornite, ovvero il Veneto ha ancora un po' di magazzino. Resta da capire quanto di questo magazzino sia AstraZeneca per tutte le situazioni poi che conosciamo. Dati complessivi: il 47% dei veneti hanno avuto almeno una dose, questo è molto molto importante. Il 21,5% dei veneti hanno avuto anche la seconda dose, quindi 1.043.000 di cicli completati. È importante perché ci si avvicina verso l'immunità di gregge. L'importante è mettere al sicuro le categorie più fragili come gli over 80, che ormai sono al 96,3%, quelli che hanno fra 70 e 79 anni che sono all'87,7%, quelli che hanno fra 60 e 69 anni che sono all'80%. I disabili in Veneto con almeno una dose sono il 76,6%, vulnerabili con almeno una dose il 77,5%. Naturalmente tutta questa tabella che vedete qui riguarda una dose, una prima dose, e vediamo com'è andata la settimana scorsa. Ricordate che mancano ancora manca ancora un giorno da contare. Se saranno stati fatti più di 20.000
dosi nel corso della giornata di ieri. Avremo superato il record di 299.000, probabilmente superando anche le 300.000 unità. Ce lo dirà Zaia fra poco, sarebbe molto molto importante anche come segnale, non solo come copertura vaccinale. Usciamo da questo grafico per entrare poi nell'altra tabella, sempre con un occhio rivolto alla sede della Protezione Civile di Marghera. Non appena arriverà Zaia vi daremo la linea. Questi invece sono dati aggiornati alle 5 di ieri pomeriggio, quindi sono molto molto precisi, e anche abbiamo 5.900 casi attualmente positivi, abbiamo polverizzato la soglia delle 6.000 unità, stiamo scendendo. Il fatto che siamo a 5.009 è davvero importante perché conferma la continua discesa. Solo 6 positivi riscontrati nel pomeriggio di ieri, e anche qui essere in cifra singola è importantissimo. 424.621 persone positive dall'inizio dell'emergenza, 407.121 i negativizzati, purtroppo 11.600 morti. Continua, anche se poco, non è mai poco però per chi ha perso qualcuno a causa dell'emergenza coronavirus. Scendiamo nella seconda parte della tabella per vedere la situazione della sanità. Anche qui abbastanza bene, perché abbiamo solo 392 persone ricoverate in area non critica, di cui 258 sono negativizzate, 134 positive, praticamente il doppio, una su due è ancora positiva, e questo è importante perché si sta liberando, proprio sta respirando la sanità del Veneto. 52 terapie intensive, di cui 28 positivi, 24 che sono negativizzati. Anche qui la forbice si riduce sempre di più. È importantissimo che comincia a essere maggiore il numero delle persone negativizzate rispetto a quelle ancora positive in ospedale, perché vuol dire che sta proprio defluendo definitivamente. Dati un po' particolari sulle variazioni, perché non ci sono variazioni in area non critica, non ci sono variazioni in terapia intensiva. Resta da capire se si tratti di un problema di caricamento dati, perché eravamo in negativo continuamente nei giorni scorsi. Ci pare un po' strano che possano essere tornate persone in ospedale. Vedremo poi col governatore che cosa è successo effettivamente. Da segnalare anche questa cosa molto positiva: 0 decessi, nessun decesso riscontrato nel pomeriggio di ieri. Anche qui lasciatecelo dire, finalmente stiamo andando verso la bella stagione anche qui. Usciamo dalla tabella con la regia di Fabio Verin. Siamo già collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera. Dovrebbe essere già arrivato il governatore Luca Zaia, non è ancora arrivato, e eccolo qua, si sta sedendo, vi lasciamo a lui. Pronti e via, buongiorno a tutti, grazie, scusate per i 3 minuti di ritardo. Allora, partirei subito col bollettino, così recuperiamo velocemente i 3 minuti. Test rapidi 4.999.507 e i test molecolari 5.525.000. Il totale sono 10 milioni e mezzo, 10.522.000 per l'esattezza. I positivi nelle ultime 24 ore sono 19, che rapportati a 6.449 tamponi rappresentano lo 0,29% della prevalenza sui tamponi fatti. I positivi dall'inizio del 21 febbraio 2020 sono 424.634. I positivi ad oggi, in virtù delle negativizzazioni, sono 5.880. Numero di ricoverati totali sono 444. Ricoverati in area non critica sono 392, in terapia intensiva 52. Se ai 52 sommiamo i ricoverati in terapia intensiva non Covid, che sono 348, il totale, riuscite a farlo al volo, è 400.
Totale dei decessi 11.006, invariato. Totale dei dimessi 21.987. Voi sapete che era dal 20 di agosto che non avevamo 0 di mortalità. L'ultima data è il 20 agosto 2020 e dopodiché abbiamo avuto ovviamente mortalità variabili, con giorni minimali, con giorni in maniera importante. Allora, proprio per evitare di stare qui a farvi perdere tempo, voi sapete che ci sono state un po' di novità nel fine settimana e allora approfitto della vostra collaborazione, che poi voi avete filo diretto con i cittadini, di fare un po' di chiarezza su quello che è accaduto rispetto all'utilizzo dei vaccini, perché poi mi metto anche nei panni di molti cittadini che qualche quesito se lo pongono, no? Allora, cominciamo col dire che dall'8 di aprile, della famosa circolare dell'8 aprile, nella quale si stabiliva, dopo tutta questa altalenante posizione sugli vaccini a vettore virale, cioè AstraZeneca e Johnson & Johnson, dall'8 d'aprile a livello nazionale si è stabilito che Johnson & Johnson e AstraZeneca dovevano essere somministrati in via raccomandata, diciamo, era fortemente raccomandata a chi aveva più di 60 anni, o meglio, chi ha più di 60 anni. Poi con tutta una serie di variabili, la possibilità di fare open day, c'è una circolare del CTS. La scelta che ha fatto la Regione del Veneto è stata quella di dire sempre ai suoi direttori di provvedere a vaccinazioni con i vaccini AstraZeneca e Johnson & Johnson solo a chi ha più di 60 anni. E questo in linea generale, non nella quasi totalità, perché poi le eccezioni ci sono sempre, è avvenuto. Prova ne sia che noi non abbiamo mai fatto i famosi open day. Cos'è un open day? È un centro vaccinale aperto dove chi vuole vaccinarsi sa che si vaccina con quel vaccino, in questo caso molti colleghi hanno fatto AstraZeneca o Johnson & Johnson, ci vai a prescindere dalla tua età, ci puoi andare anche a 18 anni se vuoi, ricordo che erano autorizzati sopra i 18 anni, e lo fai senza appuntamento. Noi non abbiamo fatto questo. È accaduto poi, alla luce anche del decesso che c'è stato ragazzi in Liguria, che è ancora da chiarire per carità, e di altri fatti, di eventi trombotici profondi eccetera, che il CTS e quindi le autorità regolatrici a livello nazionale abbiano deciso di far scaturire una nuova circolare del Ministro che dice che sotto i 60 anni non si fanno i vaccini a vettore virale, cioè AstraZeneca e Johnson & Johnson. Questo lo dice a questo punto in maniera perentoria, cioè non c'è più la possibilità. Adesso lo fai solo sopra i 60 anni. Il circolare dice anche che chi ha il richiamo di AstraZeneca e ha meno di 60 anni può aver fatto meno di 60 anni perché o è un insegnante, ad esempio, o forza di polizia, categorie essenziali che sono arrivati al fine del percorso di 3 mesi, e ci sta, anche in Veneto ne abbiamo, oppure quelli che sono andati all'open day o che sono stati vaccinati strada facendo, comunque ad oggi, secondo la circolare, avranno un richiamo sotto i 60 anni. Il loro richiamo sarà di Pfizer o Moderna, cioè di vaccini ad RNA messaggero. Noi applichiamo pedissequamente quello che c'è scritto, nel senso che se c'è una persona con più di 60 anni il suo richiamo lo fa con AstraZeneca, perché è l'unico vaccino a vettore virale che prevede un richiamo. Se ha meno di 60 anni gli potranno somministrare Pfizer o Moderna, punto. Detto questo, resta non poco imbarazzante tutto quello che è accaduto in questi mesi, perché voglio ricordarvi che AstraZeneca è un vaccino che è stato fortemente consigliato sotto i 55 anni, poi fortemente consigliato sotto i 60 anni e poi fortemente raccomandato sopra i 60 anni. Di mezzo ci siamo noi a dover parare le pallonate che arrivano nei posti più disparati della porta. Perché noi? Perché noi siamo quelli che fanno la programmazione. Quindi mettetevi nei panni delle 1600 persone che sono nei centri vaccinali
e del gruppo degli ingegneri gestionali che programma tutto, che si ritrova ogni giorno una novità. Quanti sono i richiami AstraZeneca di cittadini veneti sotto i 60 anni? Sono 36.000, circa 36.000, che sono esattamente i vaccini, lo voglio scandire bene, non che noi abbiamo fatto perché come tutti facevano, no, noi ne abbiamo pochi rispetto agli altri, perché sono i richiami di 3 mesi fa che adesso stanno arrivando, sono al giro di boa, sono gli insegnanti, le categorie essenziali e quant'altro. Anche noi abbiamo difficoltà, puntiamo tanto sulla 7ª dose di Pfizer, sullo spremere il limone fino alla fine di quella boccetta per portare fuori una dose in più. Vi ricordo che siamo passati da 5 a 6, da 6 a 7 dosi, proprio anche con una maestria nel prelevare il siero. Però c'è ovviamente tutto un problema di riprogrammazione, perché noi abbiamo 36.000 persone segnate nelle agende con AstraZeneca. Sono 36.000 dosi che dovranno essere segnate nelle agende. Ovviamente non è che ce le abbiamo tutte domani o sta settimana, sono diluite per fortuna. Insomma, stiamo cercando, nella speranza anche che ci venga riconosciuto una ulteriore fornitura dei vaccini, ma ho l'impressione che a luglio non sarà proprio tutto così rosea la fornitura dei vaccini, nel senso che da quello che si capisce non ci saranno trend in aumento, ma sarebbe già una fortuna averli stabilizzati come giugno, e quindi noi dobbiamo far fronte anche a questo nuovo problema. Però noi non ci scoraggiamo, siamo pronti ad andare avanti. Stiamo vaccinando bene. Diciamo che il rigore che abbiamo tenuto nel scendere con classi di età, vi ricordate quanto ossessionati siamo stati, no? Gli over 80, il 70, il 60, il 50, il 40, senza saperlo ci ha salvato da un guaio che poteva essere molto più grande, perché se noi avessimo fatto magari come qualche altra regione, saltando dai 70, poi aprivamo i 40 e visto che c'eravamo utilizzavamo un po' di AstraZeneca per avere il magazzino evaso, eccetera. Oggi noi avremmo dei richiami in seconda dose molto più importanti di 36.000 dosi. Questo è il succo del discorso. La situazione di oggi è vi do il magazzino di oggi. Allora, noi abbiamo inoculato 3.384.000 dosi ad oggi. Cicli completi sono 1.081.000. Vi do, vi ricordo un dato che secondo me è interessante. Sopra gli 80 anni siamo oltre al 98%, poi abbiamo sopra scusate, prendo una tabella più aggiornata, scusate un attimo. Eccola qua. Allora, sopra eccola qua. Eccoci. Allora, sopra gli 80 anni volevo darvi un dato aggiornato. Siamo al 98% praticamente. Dai 70 ai 79 anni siamo ormai arrivati all'88%. Dai 60 a 69 anni siamo arrivati all'81%. Dai 50 ai 59 anni siamo arrivati al 68%, anzi 69 per essere esatti. Dai 40 ai 49 anni siamo arrivati al 65%. E poi si va scendendo nelle altre categorie. Quindi sta andando bene. Perché? Perché noi abbiamo investito sulle fasce d'età. Possiamo dire con tranquillità che la messa in sicurezza degli over 60 è avvenuta. Tutto qua adesso, siccome ogni giorno ha la sua pena, non sappiamo cosa ci riserveranno i prossimi giorni. Vedo un grande dibattito anche tenuto in piedi da EMA, che dice ma come, noi non abbiamo mai detto, sì, ho capito, ma noi abbiamo un ente regolatore nazionale che si chiama AIFA, abbiamo un comitato tecnico-scientifico nazionale per il coronavirus che emana delle direttive, noi le rispettiamo e a questo punto con il senno di poi abbiamo fatto bene a fare la scelta di non vaccinare gli over 60. Ripeto,
scusatemi, gli under 60 con i vaccini AstraZeneca e Johnson Johnson. Ce ne sono stati anche da noi, ma in maniera infinitesimale, cioè noi abbiamo fatto una scelta assolutamente di campo. Tanto è vero che, come ripeto, non abbiamo fatto gli Open Day. Beh, siamo la penultima regione, se non la ultima per percentuale. Sì, però noi siamo al 4%, quanto è il 4%? Il Friuli è il 3%, su AstraZeneca sotto i 60 anni. Il diritto di AstraZeneca sotto i 60 anni. È uscita una tabella su qualche giornale o comunque insomma l'abbiamo vista noi, insomma, ecco, quindi noi siamo al 4%, dopo di noi c'è solo il Friuli. 4% di utilizzo di AstraZeneca? Sotto i 60 anni. Sì, sì. Sì, per noi è infinitesimale. Diciamo che adesso la vedete rovesciata la tabella, no? È inversamente proporzionale alla classifica che c'era una volta, no? Rispetto ai magazzini. Prego. Tosato, Nicolussi, Ranzan. Buongiorno Presidente. Una domanda che le sembrerà ingenua, però credo che sia una domanda diffusa. Perché il vaccino AstraZeneca, che è ritenuto potenzialmente pericoloso, comunque fonte di un qualche rischio per gli under 60, dovrebbe diventare innocuo per gli over 60? È una domanda che molte persone, soprattutto sopra i 60 anni, si fanno. Sì, allora guarda, io penso questo riguarda il mondo scientifico. Allora, le possibilità di trombosi profonde o complicanze sono ovviamente infinitesimali. Se noi pensiamo anche ai fatti di cronaca che ci sono stati riportati da voi, dai vostri colleghi, ne viene fuori che rapportati agli oltre 40 milioni di vaccini fatti, stiamo parlando veramente di casi rari. Poi dopodiché è ovvio che chi emette un parere, cioè il CTS, deve mettere una deadline, no, dell'età. È come quando vediamo il bugiardino di qualsiasi farmaco, cioè sotto i 10 anni, sotto i 12 anni, uno dice vabbè, se uno ha 9 anni e mezzo, cioè, se non gli fa male a quello che ha 10 anni e un giorno invece gli fa bene, cioè, questo è una deadline. Diciamo che è una deadline prudenziale che dovrebbe in via teorica mettere in sicurezza tutti quelli che hanno più di 60 anni, perché probabilmente andrebbe bene anche per quelli che ne hanno 50 di anni, e dall'altro mettere in sicurezza quelli che sono giù sotto, che magari possono rischiare di più. Cioè voi sapete che AstraZeneca ne è venuto fuori che gli eventi rari di trombosi rare, profonde, si hanno soprattutto sulle donne giovani. Da lì parte il ragionamento, ma non stiamo parlando, guardate, non spetta a me a difendere vaccini, io vi dico quello che c'è scritto e mi guardo bene anche ad esprimere commenti. Dico semplicemente che stiamo parlando comunque di eventi rari, cioè a dire ad oggi in Veneto noi non abbiamo avuto questo evento raro e abbiamo inoculato 3 milioni, quello che vi ho detto prima, 3 milioni e 300 mila dosi, se non ricordo male, 3 milioni e 384 mila dosi. Ecco, ci diceva sono circa 36.000 i richiami che saranno effettuati con AstraZeneca. No, che saranno effettuati sono under 60, cioè sono persone che hanno meno di 60 anni, sì, certo, che certo. sono in richiamo di seconda dose e non faranno più AstraZeneca. Certo. Devo dirvi, anche se in maniera rara, che qualche cittadino ha rifiutato il richiamo eterologo. Abbiamo avuto 4 casi fino adesso. Noi mettiamo a verbale, ovviamente in modo tale che l'anagrafe vaccinale resti segno del rifiuto. Noi non possiamo, in Veneto abbiamo deciso di non fare divagazioni sul tema, cioè, anche perché se c'è un ente regolatore è valido per tutti, perché se ognuno si fa la sua roba su misura, dopodiché l'ente regolatore diventano i tribunali, lo sapete meglio di me. Pensate di avere una qualche difficoltà a sostituire? Non sarà facile. Intanto stiamo spremendo al massimo, come ho detto prima, come i limoni, i flaconcini per cercare di tirare fuori la 7ª dose dappertutto di Pfizer. E così per Moderna, per le, da 12ª a 13ª dose, se non ricordo male, per 12, 13. No, ero a 12. Però capite che comunque già Pfizer da 6 passare a 7 non è una roba da poco. E dopodiché speriamo che il commissario ci dia modo, io l'ho anche sentito peraltro, mi sembra domenica mattina, sì, ieri mattina,
E fra l'altro il commissario è sempre disponibile, col quale ho un ottimo rapporto, ci siamo sentiti e io spero che il commissario trovi un po' di fornitura a livello internazionale per poter un po' controbilanciare questa sorpresa che abbiamo avuto. Ecco, vedo tanto dibattito, però voglio anche dire una cosa, me la dico da cittadino. Vorrei ricordare che in altri paesi il dibattito c'è stato qualche mese fa, c'è chi ha sospeso la somministrazione, c'è Canada, avete visto che Canada ha sospeso in blocco somministrazioni, noi abbiamo molti paesi europei che hanno fatto delle scelte molto ancora più dure della nostra, per cui sapete siamo in utilizzo di vaccini in via emergenziale, questo dobbiamo dire, l'autorizzazione in via emergenziale. Sono 7 mesi, anzi sono neanche 6 mesi di somministrazione, abbiamo iniziato il 27 dicembre, sto parlando dell'Italia, la Gran Bretagna ha iniziato un mese e mezzo prima e oggi al 27 giugno saranno 6 mesi. Ne abbiamo fatti 44 milioni di dosi in Italia, adesso bisogna cercare di... Arriveremo, adesso immagino che ormai siamo nella fase anche dell'autorizzazione definitiva di questi vaccini, no? Perché EMA poi li autorizzerà in via definitiva, vedremo quali saranno le altre definizioni. Le chiedo un'ultima cosa, per quanto riguarda le forniture, no? Giugno doveva essere un mese di forniture piuttosto abbondanti, per adesso gli impegni vengono mantenuti? Ma voi sapete che noi avevamo una tabella a fine giugno, però non voglio dirvi inesattezze. Io ce l'avevo in mano una settimana fa che vi ho dato, 10 giorni fa, e ci dava proiettato a fine giugno con gli annunci fatti meno 30% nel trimestre. Adesso ve l'aggiorniamo perché penso sia corretto, ormai abbiamo la certezza di cosa arriverà a fine giugno perché adesso abbiamo la certezza e vi dico nel trimestre quanto è arrivato. Certo è che noi oggi, per darvi un dato, abbiamo, scusate, eccolo qua, abbiamo in casa 279.992 dosi così distribuite, 137.356 AstraZeneca, però vi ricordo che noi praticamente gli over 60 abbiamo solo richiami adesso. Johnson & Johnson 88.724, questi sono numeri alti perché noi abbiamo accantonato perché non li facciamo sotto i 60, Moderna 16.919, Pfizer 41.993, cioè stiamo finendo praticamente, un altro giro, ma infatti noi pensiamo alla fornitura. Oggi dovrebbe arrivare, ci ha messaggiato stanotte, vi dico subito anche la quantità, stamattina dovrebbero essere arrivati, scusate, eccoci qua. Vi dico anche la quantità esatta, se la trovo. Non la trovo. Scusatemi, non la trovo. Niente. Vabbè, sono arrivati stamattina, se non fossero 28.000 dosi. Pfizer dovrebbe essere. Non, avevo mandato io un messaggio nella chat. Però più in su avevo dato il dato. Vabbè, casomai l'assessore ce lo trova. E quindi questa è la situazione. Ok? Ringrazio. Prego. Nicolussi. Eccomi, buongiorno. Buongiorno. Allora, le riporto intanto due timori che ci hanno scritto i lettori. Allora, molti lettori sopra i 60 anni chiedono se eventualmente c'è la siccità e si possa fare seconda dose eterologa anche per loro. Al momento no. Ok. Guarda, io i miei genitori lo fanno sta settimana, fanno AstraZeneca. Sono domande che le giro. La seconda domanda, sempre il secondo timore, come dire, che vi giro è questo, cioè
siccome nonostante il commissario Figliuolo abbia assicurato una nuova fornitura di Pfizer proprio per compensare questa emergenza, molti ci scrivono questo timore che ma adesso che anche chi ha fatto AstraZeneca deve fare il vaccino con Pfizer, non è che coloro che hanno fatto la prima dose di Pfizer si vedranno dilazionare ulteriormente il richiamo con Pfizer? No, noi non abbiamo in programma questo. Quindi chi ha il richiamo fissato domani? Noi ad oggi confermiamo le date in agenda. Perfetto. Abbiamo solo questo inghippo di questi 36.000 che sono oggettivamente distribuiti, per fortuna. Mentre per quanto riguarda gli over 60 che hanno il richiamo con AstraZeneca restano i 342.000 o nel frattempo ne avete fatti un po'? Gli over 60 che hanno il richiamo con AstraZeneca. Ma ne abbiamo fatti, però non so dirti quanti. Sempre 342.000 o sono scesi? No, considera che sta settimana e la prossima faremo soprattutto richiami. Ok. Perché stanno arrivando le 12 settimane degli AstraZeneca. Ma anche stanno arrivando quelli di marzo, per capirci. Sabato e domenica hanno fatto anche i famosi 36.000 sotto i 60 con AstraZeneca, ne hanno fatti anche sto fine settimana, quindi anche quelli sono già diminuiti. Perfetto, allora ve lo chiedo perché abbiamo chiesto al generale Figliuolo che fine fanno gli AstraZeneca e i Johnson & Johnson avanzati, diceva che dovrebbero andare ai paesi COVAX. Ve l'hanno confermata questa cosa? No. Li tenete? Perché poi mi spiegavano giustamente coloro che si occupano, i farmacologi, che hanno una scadenza questi vaccini, molti scadono ad agosto, per cui avete... Guarda, noi adesso abbiamo da chiudere la partita dei richiami e mettere in sicurezza definitiva gli over 60, che ormai, come si vede, è una roba consolidata, sopra i 60 anni è chiusa la partita. Dopodiché se AstraZeneca, e vedo che anche qui sono stato, come si dice, premonitore quando dissi guardate che va su un binario morto, ho detto anche il giorno della visita di Figliuolo, ci sta andando. Sì. Fermo restando che è un vaccino che ad esempio in Gran Bretagna è stato utilizzato. Sì, però bisogna anche dire tutti gli eventi avversi che hanno avuto in Gran Bretagna che nessuno mai dice. C'è un report in cui si segnalano 257 eventi avversi in Gran Bretagna, non è che lì non sia successo nulla. Sì, certo. Così per onestà di informazione. E l'altra cosa volevo capire se c'è un allarme particolare per quanto riguarda la variante indiana, perché adesso il Premier Draghi sta pensando addirittura di bloccare i voli in arrivo dalla Gran Bretagna. Voi nelle videoconferenze che fate, teleconferenze, avete avuto qualche... Noi dobbiamo andare avanti con un unico sistema, fare tamponi, non abbassare la guardia e sequenziare. Sappiamo in che percentuale è presente nel Veneto la variante indiana? No, adesso non te lo so dire, però potremmo invitare mercoledì la dottoressa Ricci. E così vi dà uno spaccato di qual è la situazione. Ci ricordiamo mercoledì la dottoressa Ricci, che è il nostro punto di riferimento per la sequenziazione oltretutto. L'ultima cosa che le chiedo è se sono partite le farmacie e se avete rilevato un tasso di opposizione delle persone a Johnson & Johnson. No, ancora no. Le farmacie stanno ultimando il corso, molte farmacie stanno ultimando il corso all'interno dei centri di vaccinazione, no? Quindi la formazione aggiuntiva oltre il corso IS dell'Istituto Superiore di Sanità. Oggi pomeriggio alle 15:30 c'è un incontro conclusivo con loro, la parte invece informatica di Azienda Zero è stata risolta, io penso che nell'arco di una settimana potrebbero partire, ma oggi non sono partite, però insomma ecco, la procedura si è conclusa e c'è questo incontro oggi di chiusura insomma del tutto. E che vaccini potrete dare loro? Perché Pfizer Johnson & Johnson. Poco. È Johnson & Johnson? Over 60. Però se adesso avete una copertura altissima di over 60? Ma ce ne abbiamo ancora, guarda, io penso che saranno più o meno 140.000 ancora da fare, over 60. Okay. E quindi pensiamo che la politica dell'ultimo miglio per la vaccinazione possa funzionare. Lo ha già dimostrato con ormai siamo a 4.000 accessi liberi. Vi ricordo che in tutti i centri vaccinali chi ha più di 60 anni e vuole farsi vaccinare ha diritto ad andarci senza prenotazione e avere un'iniezione unica di vaccino che è Johnson & Johnson. Peraltro su Johnson & Johnson vorrei dire una roba, non so se per il nome che è familiare, no? Perché comunque gli italiani la conoscono, evito di star qui a dirvi perché. Ma comunque è un fatto di familiarità, è marketing questo. Vuoi perché c'è una sola dose, non c'è tutta sta ritrosia, per dire il mondo del turismo ce l'ha sempre chiesto, per dire.
è stato vissuto come un po' un limite quello dell'età, no? Alcuni sono riusciti comunque a farlo nelle pieghe, diciamo, delle possibilità, però Johnson & Johnson non ho visto tutta sta, forse anche perché la comunicazione si è concentrata di più su AstraZeneca, questa è un'altra verità. Beh, anche perché è diversa la formulazione, per cui probabilmente per quella. Sì, però hanno tutti e due adenovirus, cioè quindi... Sì, però un conto è avere l'adenovirus dello scimpanzé, un conto è avere l'adenovirus di un essere umano. Per me che non sono uno scienziato, magari mi fa meno impressione sapere. Sì, ma certo, ma il vero tema comunque è quello del vettore virale. Esatto, infatti. Prego. Grazie. Vanzan. Buongiorno. Buongiorno. Presidente, lei prima ci ha dato le percentuali delle classi di età che differiscono rispetto ai fogli che ci avete fornito, soprattutto nella fascia 40-49 anni. I vaccinati prima dose sono 44%, lei dice il 65%, quindi abbiamo i prenotati. Se no, aspetta, non vorrei aver letto un'altra cosa. No, a meno che lei non intenda anche sì, con i prenotati, con i prenotati, sì, okay. Sì. Scusate, hai fatto bene a chiarirlo, io vi ho dato dati vaccinati e prenotati, cioè la nostra situazione di oggi. Lei si ritiene soddisfatto per quanto riguarda i 40-49 anni di aver raggiunto 44-65%? È un buon dato secondo lei? Oppure allora, si aspettava qualcosa di più? Loro cresceranno ancora, considerate che adesso abbiamo agende che vanno ad agosto, quindi si sono ritrovati in quella finestra nella quale abbiamo aperto e subito dopo 4-5 giorni abbiamo aperto, se vi ricordate, agli over 12 e quindi c'è stato, dopo si è creato l'imbuto. Probabilmente molti hanno anche atteso sì, ma lo farò, mi programmerò, si sono trovati tutti i ragazzi che si sono fatti 400.000 prenotazioni, vi ricordo i ragazzi. Scusi, questo volevo il dato aggiornato dai 12 anni in su. Cioè l'hanno messo anche. Noi abbiamo dai 12 ai 19 la popolazione target, allora vi vediamo la tabella dopo, dai 12 ai 19 la popolazione target over 12 è 374.000. 4% hanno fatto vaccino. E hanno un 4%. Cicli copertura piazzale del 4%, ma mi mancano i prenotati, vi mandiamo una tabella fatta bene. 4% sarebbero quelli che hanno effettuato la prima dose. Prima o seconda dose, cioè può essere che qualcuno era un soggetto che era tra quelli con non so qualche patologia eccetera, quindi il 4% sono quelli che hanno fatto tra prima e seconda dose, però non ci sono i prenotati come diceva il Presidente. Vabbè, attendiamo casomai nel pomeriggio. Ve la facciamo avere. Presidente, per quanto riguarda... Scusami Carlo, se ti ricordi, chiediamola all'ingegner Fattori completa per tutte le fasce d'età. Grazie. L'altra cosa che le volevo chiedere, voi andate avanti per classi di età, poi avete fatto gli operatori del turismo e libero. Avete in mente altre linee vaccinali oppure si va avanti così? No, ormai no. Va bene. Terza dose. Cosa ci dobbiamo aspettare? Sai, il Green Pass parla di validità fino a 9 mesi dall'ultima dose. Letta tra le righe vuol dire che dopo 9 mesi qualcosa deve accadere. Allora, io penso sia impensabile che non ci sia un richiamo, no? Se non è una terza dose è comunque un nuovo vaccino per la prossima stagione, come accade per l'influenzale. Tanto è vero che noi siamo a motori accesi e non pensiamo minimamente di chiudere la macchina vaccinale, cioè o meglio che non ci sia una campagna vaccinale autunnale, che ovviamente sarà implementata, come dice il commissario, con dei medici di base, dalle farmacie, tutto quello che è, però ci sarà. Io, la terza dose arriverà sicuro, la vedo così, poi magari mi sbaglio, spero di sbagliarmi. Grazie. Prego. Mosca. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io volevo sapere, siccome ho ascoltato oggi il governatore Toti che parlava appunto del vaccino AstraZeneca e lui ha detto io l'ho fatto per scelta AstraZeneca anche se non ho 60 anni ed esprimeva un suo parere sulla sua pelle, dice adesso dovrei fare un altro vaccino, invece io vorrei fare AstraZeneca perché comunque ritengo che non ci sia una grande sperimentazione di casi, faceva il calcolo di questi casi,
per questa eterologa piuttosto che... Allora, ci sono dei margini di libertà se una persona con un'autocertificazione volesse farsi il richiamo con AstraZeneca? Ad oggi noi non abbiamo comunicazioni. Poi capite, se qualcuno dicesse le regioni definiscano, a quel punto noi riuniremo tutti i nostri scienziati, il comitato tecnico scientifico e la prevenzione e decideremo con i massimi clinici che abbiamo, decidiamo se andare in una direzione o nell'altra. Ma siccome c'è, lo prevede la Costituzione che a questi livelli di pandemie, di epidemie ci sia una regia nazionale, noi ci rimettiamo quello che ci viene detto. Considerate che il tavolo nazionale che decide questa roba non è che sono 4 scappati di casa dal punto di vista scientifico. Perché qua ogni volta che sempre quei più bravi, là mi risulta che ci sia il gota della scienza attorno a quel tavolo, quindi ci piacciono o non ci piacciono, sì, dice. Però lei deve mettere, insomma, anche dalla parte delle persone, perché ad un certo punto uno dice ma io vorrei poter dire anche la mia, cioè non che mi cada tutto dall'alto come decisione, anche perché le decisioni calate dall'alto sono state assolutamente un giorno sì, un giorno no, un giorno Ma l'altro. allora l'unica soluzione è giuridicamente, come si vede, trasferire la responsabilità della decisione da un ente regolatore al singolo cittadino, ma è una scelta giuridica importante rispetto a un farmaco. Sì, ma infatti questa era la domanda, che margini di autonomia hanno i cittadini nelle scelte di... In questo momento noi non abbiamo modo di decidere che vaccino fare. Zero, e questa è la risposta, però... Diciamo che in Veneto noi non abbiamo neanche mai fatto la scelta di far decidere il vaccino, uno va e si becca in anamnesi quello che... Perfetto. Sì, ma attenzione, non è un atto di dittatura, cioè non compete a noi. Cioè no, è una domanda e una risposta. No, ma spieghiamolo ai cittadini, per capirci, se noi decidessimo in maniera impropria in questo momento di dire ognuno si faccia quello che vuole per il richiamo, cioè al primo guaio è colpa nostra che abbiamo dato questo ordine davanti a una circolare che dice che non si fa più sotto i 60 il richiamo con AstraZeneca. Se io avessi il richiamo di AstraZeneca mi porrei anch'io il quesito, ma non saprei darne una risposta. Poi alla fine mi riferirei alle realtà scientifiche che hanno cercato di darci un'indicazione. Grazie. Potrò anche invitare magari il professor Palù Infatti volevamo, perché lui proprio... Comunque ci sarà domani, il professor Palù, comunque se volete intervistarlo, sarà domani al Balbi, perché presentiamo una bella iniziativa e lui fa parte di questa iniziativa, quindi sarà lì, penso che non si negherà per domande così importanti. Ancora Filippo, se ho capito bene, vero? Sì, sempre. Volevo segnalarle una cosa e poi fare una domanda extra Covid. Prego. La segnalazione riguarda il promesso sposo che lei aveva citato nell'ultimo punto stampa. Non si sposa più. No, per sposarsi sembra che si sposi, però almeno che... È un vicentino? Sì, è un vicentino. Ah, ma sapete anche che... Io ho tenuto tutto riservato. Sappiamo chi è. Ma insomma... Sei bravi a trovarli. Si è fatto vivo lui veramente. Ma non ha avuto ancora comunicazione, non ha avuto ancora risposta della richiesta di spostamento del vaccino. E questo è grave. Ma glielo dico perché... Chiama la dottoressa Bonavina in diretta, grazie. Perché ci ha rassicurato che aveva risolto il problema. Almeno a ieri sera lui... Sperando che sia lui, che non sia un altro che non sia un altro promesso sposo. Effettivamente qua e là, e stiamo parlando naturalmente di centinaia di migliaia di persone, quindi non sorprende qualche inghippo, qua e là compaiono dei segnali di rigidità fuori luogo, insomma. No? Sono convinto, ti faccio un esempio, qua e là, io mi sono avvelenato come una vipera ieri perché ho scoperto che una persona che aveva richiamo aveva il vaccino del papillomavirus e dice guardi quel giorno c'ho il papillomavirus, non posso fare la seconda dose, e l'operatore ha risposto sposti il papillomavirus. Allora capite che vi ripeto che noi non possiamo fare libretto uso e manutenzioni da casermaggio, perché lo riterrei anche poco rispettoso nei confronti dei tantissimi operatori che fanno, la stragrande maggioranza fa in maniera eccezionale il proprio dovere. Faccio appello a un minimo di elasticità e buonsenso.
Aspetta un attimo che ti faccio... La mettiamo in viva voce così dà la risposta la dottoressa Bonavina. Senza dire il nome, perché per carità, però insomma, visto che abbiamo... Metti in viva voce. Ti metti in viva voce, sai. Vai pure. Pronto? Sì, sì. Buongiorno a tutti. Allora, il signore in questione che aveva l'appuntamento l'8 di luglio e doveva sposarsi il 10, non appena ho avuto la comunicazione ho telefonato personalmente a questo signore, quindi non è un'informazione. Gli ho anticipato che un addetto l'avrebbe contattato e la data che è stata assegnata è il 30 di giugno. Ora, se è capitato qualcosa nel frattempo non lo so. Ciao dottoressa, c'è solo un problema, l'addetto non l'ha mai contattato. L'addetto? A ieri sera l'addetto non lo ha contattato. Avrà altro da fare. Mi sembra strano, verifico immediatamente perché è segnato in lista, Presidente. Se puoi fare la verifica per favore, perché questo signore ha chiamato le redazioni dei giornali per dire che non ce l'ha l'appuntamento. Immediatamente. Grazie. Grazie. Che nessuno osi pensare a un trucchetto da 4 soldi per sfuggire al matrimonio. Secondo me è un tuo parente che deve andare al matrimonio. Ecco. Invece la domanda extra Covid, però anche questa di un qualche interesse. Stamattina ha avuto l'incontro sulle sorti della CC dell'azienda. Sì. Scusate, una notizia che mi arriva adesso da un giornale di zona, non è vero, è stato contattato, lo conosco io, non è la stessa persona. Non è la stessa persona. Però si prende la responsabilità. Io ho il nome, il cognome. Un collega informa. Puoi mandare via messaggio e nome all'assessore. E dopo dicono che i giornalisti non fanno un'attività di servizio civico, pubblico. Faccio controllare subito, una domanda. Per me questo qua si sta costruendo un alibi per non sposarsi. Allora, su ACC questa mattina ho incontrato i rappresentanti dei lavoratori. Li ho incontrati peraltro a San Vendemiano, quindi ci siamo incontrati a metà strada e prima dovevamo incontrarci qui. Vabbè, è stato un bel incontro, devo dire, sempre con la serenità e il senso della realtà che questi rappresentanti, pur nella tragedia, sanno sempre rappresentare. I temi sono due: l'approvazione dell'articolo 37, che è comunque una partita finanziaria importante per i nostri lavoratori. Questa mattina ho risentito anche il Ministero delle Finanze, sarò giù mercoledì, cioè dopodomani, ci vediamo al punto stampa e poi vado a Roma, e devo dire che spero, ne ho parlato anche con il Ministro Giorgetti, che questa partita forse in settimana si chiude. Comunque me la danno per chiusa, adesso sentite, mi hanno detto una questione della firma, un po' dei timbri, mi hanno detto che è una roba veloce, che non è irrilevante per la sopravvivenza di questa realtà. Dopodiché ho detto a loro che l'interlocuzione del ministro Giorgetti è un'interlocuzione costante, il ministro è assolutamente sul pezzo, sta lavorando a una soluzione, tant'è vero che io ho anche detto che se maturerà, e se matura a breve, la soluzione penso la presenterà, come è giusto che sia, direttamente il Ministro. Ecco, mi scusi, la soluzione la presenterà il Ministro, ma quando lei dice che la partita dovrebbe chiudersi, insomma, nel giro almeno dell'articolo 37. La partita dell'articolo 37. Sì. Queste sono risorse finanziarie, opportunità per pagare gli stipendi, per tenere l'azienda in vita. Ovviamente poi la madre di tutte le battaglie è quella di porre la parola fine a queste, diciamo, costanti notizie di difficoltà che ha ACC. Ma guardate, ACC va oltre il normale contenzioso collettivo, perché rappresenta una zona di un territorio importante. ACC è di Mel, stiamo parlando del territorio bellunese. Fra l'altro in quel contesto c'è anche un'altra azienda importante, insomma, che
è oggetto di attenzione, che è l'Ideal Standard, e stiamo parlando di una provincia che ha uno spopolamento di migliaia di persone all'anno, cioè pensare di perdere un blocco produttivo come quello del CC, insomma, è una roba importante. Io vi posso dire fino a qui. Comunque la mia missione a Roma riguarda la visita del Capo dello Stato, ma anche questa partita di ACC, come è ovvio che sia. Quindi andrà al Ministero? Sì. Ai Ministeri. E conto di andare alle Finanze, conto di andare dagli altri ministeri coinvolti, ovviamente dal Ministro Giorgetti, eccetera. Ecco, volevo dire una roba, poi incontreremo il Capo dello Stato giovedì con il CONI, quindi soci fondatori di Milano Cortina. La ringrazio. Prego. Ci va il nome, vediamo, se no poi li informi tu appena abbiamo notizie su questo caso. Prego, Alda. Grazie, arriva dalla redazione proprio perché ci sono state notizie, come diceva lei prima, contraddittorie. AstraZeneca prima ai giovani, poi ai più vecchi, poi niente, eccetera. Adesso le mamme e i papà cominciano a preoccuparsi per i ragazzini, perché in Germania hanno sospeso Pfizer nella fascia di età 12-17 e chiedono lei che cosa ne pensa di questa decisione. Penso che la Germania sia sempre stata per noi, come si può dire, uso un termine che non si dovrebbe usare, ma uso un termine che si deve usare, un punto di riferimento. Del resto tutto quello che ha fatto la Germania non mi sembra che sia stato smentito poi dal punto di vista scientifico, è sempre stato il nostro pesce pilota, questo era il termine che volevo utilizzare. Allora, se la Germania fa questa scelta, io auspicherei che il mondo scientifico addetto ai lavori in Italia ci chiarisca le motivazioni di questa scelta. Comunque guardate, ne viene fuori un'Europa che è un mosaico, Cioè l'Europa, allora, abbiamo capito che l'Europa monetaria e delle politiche monetarie ha avuto qualche problema, delle politiche economiche anche, delle politiche sanitarie penso che abbiamo avuto uno spaccato che è una roba imbarazzante. Dal contratto europeo che non ci dà vaccini a tutto quello che sono poi le singole scelte dei singoli Stati membri. Ma se lei avesse un figlio di 12 anni gli darebbe Pfizer o aspetterebbe? Questa è una domanda alla quale ogni tipo di risposta sarebbe un'indicazione. Io dico che ognuno poi che ha la patria potestà fa una scelta per il proprio figlio. Perché è la stessa domanda che mi facevano quando c'era la vaccinazione, le altre vaccinazioni, se dice una roba o l'altra, cioè... Posso fare una domanda all'assessore Lanzarin? Ve la lascio? Rapidissima, volevo capire se finalmente sono arrivati i dati sul recupero delle liste d'attesa, perché Speranza ha annunciato un finanziamento a parte, quindi tutte le regioni... Io ho una bozza di delibera, appena è definitiva vi do, a parte che potrebbe essere che già domani la approviamo in giunta, una bozza di delibera, ma poi vediamo la tabellina con esatto, riusciamo a quantificarle? Sì, okay. Appena è disponibile ve la trasmettiamo subito. Grazie. Il promesso sposo è stato contattato mezz'ora fa. Allora era un altro. No, chiedo, non si sa. Per me è sempre lo stesso, nel senso che io mi tocca dirlo a denti stretti, ma ho paura tanta che sia lo stesso. Lo dico prima che dica. Perché sta storia... Due che? Due sposi, un maschio e una femmina. E il collega che ha scritto dice è amico mio, quindi sono sicuro. Non so, è diventato un giallo. Però, è diventato un giallo. A questo punto abbiamo capito che c'è un problema nei centri vaccinali, che non vogliono agevolare i matrimoni. Ha risolto il giallo? Allora, il primo caso era quello lì che aveva il Presidente, era stato addirittura confermato il 30, poi lui ha detto se potevano anticipare, l'hanno anticipato il 25, quindi il primo caso quello. Questo era un altro caso
che aveva la seconda dose il 30, lui ha detto che se si poteva fare dopo il matrimonio la seconda dose, spostare lui la seconda dose, quindi secondo me c'è stata un po' di forse confusione, chi ha insomma veicolato un po'. Però l'hanno chiamato mezz'ora fa, giusto? Oh, via. È tutto bene quel che finisce bene, ringraziamo tutti e facciamo appello ai centri vaccinali di lasciar stare sposi. Ci vediamo domattina a Palazzo Balbi, sì. 11:30. Vi ricordo che c'è il professor Palù, quindi a questo punto fate lì se riterrete. Grazie a voi, buon lavoro, buongiorno.